Benvenuti alla lezione di teoria numero 2. Oggi affrontiamo il terzo paragrafo del mio manuale. Ripetiamo che manuale di pianoforte e tastiera edito dalla Sonitus Edizioni. Il terzo paragrafo è il pentagramma, quindi impariamo a riconoscere le note, a saperle leggere, quindi a riconoscere le note sul pentagramma, la scrittura musicale. Per distinguere quindi le note, per saperle leggere, occorre questo diagramma di 5 linee con all'interno 4 spazi, quindi il pentagramma, sui quali si scrivono dei pallini, insomma, che rappresentano l'altezza delle note. Possono anche andare al di fuori sia nella parte superiore che nella parte inferiore. Poi il pentagramma, su questo diagramma, quindi sul pentagramma si scrivono altri simboli. Uno è la chiave che indica come vanno lette le note. Poi abbiamo un'indicazione di tempo e poi se ci sono anche delle alterazioni, cose che approfondiremo strada facendo, che ci indicano la tonalità, come dicevamo nella prima lezione. Bene, poi abbiamo dei segmenti, delle lineette chiamate stanghette spezzabattute, perché un componimento musicale è diviso in tanti segmenti chiamate battute. All'interno di queste battute la somma dei valori delle note deve essere pari all'indicazione di tempo scritta all'inizio. Poi alla fine del componimento di solito vi è una doppia lineetta, una doppia stanghetta spezzabattute. Bene, sul pentagramma quindi abbiamo da imparare le note, le prime note, e usiamo per il momento la chiave di violino. Ecco quindi questo simbolo che vedete all'inizio del rigo musicale. La chiave di violino che ci indica come vanno lette queste note, perché potrebbero esserci anche altri segni di chiave che ci indicano quindi una nomenclatura differente. Con questa chiave, detta chiave di Sol, come vedete, inizia dalla seconda linea e quindi la seconda linea sarà il Sol. Di conseguenza le altre risultano essere Mi, Sol, Si, Re, Fa. Quindi è proprio come il consiglio che si dà, insomma, all'inizio, di imparare le note a memoria, distinguendole tra quelle sulle linee e quelle negli spazi. Quindi sulle linee Mi, Sol, Si, Re, Fa e negli spazi Fa, La, Do, Mi. Cercate di imparare a memoria questa successione di note. Io vi do un piccolo trucchetto. La parola linee comincia con la I nella sillaba iniziale, linee, e quindi la successione partendo dal Mi, Sol, Si, Re, Fa. La parola spazi, nella prima sillaba della parola spazi, c'ha la A e quindi conviene Fa, La, Do, Mi. Quindi linee, Mi, Sol, Si, Re, Fa, spazi, Fa, La, Do, Mi. E allora fate subito l'esercizio numero 2, come vedete nell'illustrazione, quindi leggere queste note nella maniera più rapida possibile, non scrivete niente, dovete solo leggerle, provate a fare da sinistra verso destra, poi da destra verso sinistra e anche in maniera casuale. Però il pianista ha da imparare un altro segno di chiave importante, perché in effetti rendetevi conto, il pentagramma in sé racchiude solo 9 delle note, 5 sulle linee e 4 negli spazi. Le note sono 7, quindi le note musicali sono 7, quindi 2 si ripetono. Infatti Mi, Sol, Si, Re, Fa, Fa, La, Do, Mi. Il Fa e il Mi ci sono 2 volte. Però man mano che le note salgono, quindi vanno verso la parte acuta o verso quella grave, sul pentagramma si spostano. Ecco perché c'è bisogno di imparare un'altra chiave, ma non solo, ci sono anche dei tagli addizionali con i quali dobbiamo un po' avere una certa pratica. Sull'illustrazione vedete quindi queste note che man mano si allontanano dal segmento, dalla sezione diciamo del pentagramma, sia verso l'alto che verso il basso. Invece vediamo l'altra chiave, quella di basso. Essa invece indica dall'inizio la posizione del Fa, infatti è detta anche chiave di Fa, e quindi dovete prendere cura di imparare anche a leggere queste per la chiave di basso, che solitamente poi è usata per la mano sinistra. E quindi o imparate a memoria un'altra successione Sol, Si, Re, Fa, La per quelle sulle linee e quindi quelle negli spazi La, Do, Mi, Sol, oppure insomma cercate di in una maniera o l'altra prendere pratica con questa lettura. Però negli esercizi di lettura e anche su quelli di tecnica, le note pian piano, a furia di fare gli esercizi, si imparano lentamente, poco alla volta.
Anche qua esercizio numero 3 sul manuale, quindi leggere le note da sinistra verso destra e da destra verso sinistra, quindi cercate pian piano di diventare man mano più rapidi e imparare le due chiavi. Diciamo che la nota questa qua del Do, il Do centrale, quindi è quello dove c'è la serratura o comunque stando al centro, davanti di fronte ai pedali, è il Do che sta centralmente e su molti manuali oppure su dei diagrammi insomma di lingua più internazionali diciamo è raffigurato con la lettera C e il numero 3. Parliamo infatti anche delle lettere perché e infatti il manuale se ne occupa si può anche trovare il modo di suonare queste note non scritte Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, ma con delle lettere, perché si usa così una nomenclatura internazionale. Le lettere sono A, B, C, D, E, F, G, però la successione delle note non parte dalla nota Do, ma dalla nota La. Infatti il La è la nota internazionale per dare l'accordatura in orchestra, o gli accordatori, sono a 4,40, il diapason il diapason emette la nota La quando lo si percuote e le lamelle vanno in vibrazione. Quindi imparare anche un po' di dimestichezza, quindi imparare un po' pure queste note con le lettere, anche perché più avanti andremo anche a leggere le sigle, quindi ci sono anche partiture dove basta avere la linea della melodia per la mano destra, quindi un solo rigo musicale in chiave di violino e poi per la sinistra si leggono gli accordi rappresentati da queste lettere. Bene, fate questa pratica su questi due esercizi che sono il numero 2 e il numero 3 del manuale, prendete dimestichezza con le due chiavi e lentamente le cominceremo ad applicare sui primi esercizi sia di lettura che di tecnica. Bene, vi do appuntamento alla lezione di teoria numero 3.